ormai ci sei abituata. Ragazzi, ascoltatemi, adesso ci dividiamo. Io vado dall'attore, voi andate a fare un po' di strage in giro, mi raccomando. Alla fine della festa ci ritroviamo fuori, Un bicchiere di bianco, per favore. No, serva prima la signorina, prego. Ah, grazie. Per me quello melancolico. Grazie. Grazie. Stasera un bicchierino me lo concedo, tanto non devo guidare. Ah, non guida? No? Ma cosa piedi? No, io sto qui, in albergo. Beato lei. Vede un po' le fortune della vita. Ma a me hanno detto che lei fa beneficenza. È vero? Diciamo che è un debole per i problemi della gente, sì. Tipo? Non so, tipo una bella ragazza molto giovane, che si sente fuori posto. Ma si vede così tanto? Beh, insomma, dicono che gli attori leggono le persone, se è vero. Ci ho peccato, sì, ci ho peccato. Sì, però io non sono un libro molto, diciamo, sono un po' noiosa. Non crede? Sei forte però. Sono forte. Sa che non ci sono tante persone che me lo dicono. E di cosa ti occupi? Studio scienze delle comunicazioni. Beh. Però presto sentirò parlare di me. Anzi, sentiranno tutti parlare di me, perché diventerò famosa. Addirittura? Sì. Guarda, fa piacere di questi periodi così difficili sentire gente così sicura. Beh, E lei mi sta anche prendendo in giro. no, sei simpatica, dai, figurati. Poi prendo in giro una quasi famosa, che sei male. Continua a prendermi in giro. No, sei simpatica davvero, dai. No, mi fa piacere. E qual è il tuo campo di specializzazione? Il campo di specializzazione.